con il sindaco Luisa Beltrame per parlare della situazione del Po. Ci dobbiamo preoccupare, sindaco, o è tutto sotto controllo? Beh, no, buonasera intanto. No, diciamo che la situazione è monitorata, è sotto controllo e al momento non abbiamo particolari situazioni di emergenza o questioni che ci destano preoccupazioni, insomma è tutto ampiamente controllato. Ecco, i ponti di barche sul Po di Sì. Goro che riguarda voi, ma anche quello su il Po di Gnocca, avete in previsione di riaprirli o è ancora è presto per dirlo? Allora è ancora presto perché noi la piena deve defluire e sappiamo bene che insomma la piena arriva qua qualche giorno dopo rispetto alle piogge che cadono in Piemonte, quindi insomma sicuramente un motivo precauzionale ha diciamo suggerito ecco, l'apertura del ponte, quindi la intransitabilità dello stesso. Come sappiamo questo succede abbastanza diciamo di frequente laddove abbiamo l'acqua da far defluire, soprattutto detriti che il corso del fiume poi porta con sé, quindi insomma per facilitare e non creare ostacoli al deflusso della piena viene aperto ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. È ancora così, vediamo insomma ecco, nelle prossime ore quello che com'è, insomma, come evolve la situazione e si valuterà diciamo proprio ora per ora. Ecco, fontanazzi ce ne sono nel suo territorio, ricordando che abbiamo visto uno non pericoloso fortunatamente a Taglio di Po, che fa parte sempre dell'isola di Ariano. Sì, Nel- certo. No, ad Ariano non abbiamo avuto segnalazioni di fontanazzi né ne abbiamo appunto riscontrati e ravvisati, pertanto insomma la situazione ecco, dei nostri territori da quel punto di vista diciamo, è abbastanza sotto controllo è sotto controllo ed è abbastanza monitorata diciamo già con interventi che sono stati fatti anni addietro, quindi insomma anche quella di Taglio di Po, visto insomma che è stata poi risolta in maniera celere e portandolo in sicurezza subito, insomma, quindi diciamo che possiamo stare tranquilli, non allarmiamo certo su questo tema. Perfetto, la ringrazio sindaco anche per le sue parole Grazie, rassicuranti. bisogna. Grazie a Grazie. lei sindaco, buonasera. Ciao, arrivederci, salve.